Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con la cronaca. 5 attività della provincia di Udine sono state sanzionate per oltre 150.000 euro per gravi violazioni in materia di sicurezza del lavoro. 3 sono state anche sospese. È il bilancio degli ultimi controlli effettuati dal Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Udine, che ha verificato la posizione di 57 lavoratori. In particolare un bar di Tavagnacco è stato sanzionato per 37.200 euro. Tutti e 3 i lavoratori sono risultati in nero. Il titolare è stato multato anche per l'omessa redazione del documento di valutazione dei rischi e per aver pagato in contanti le retribuzioni. L'attività è stata sospesa. Sospesa l'attività anche di un bar Punto Ristoro di Dignano, multato per 17.400 euro per la presenza di un lavoratore in nero, l'omessa formazione sulla sicurezza e il mancato posizionamento di una cassetta di primo soccorso. Multata per 63.400 euro un'azienda agricola di San Daniele del Friuli che pagava in contanti i dipendenti e al cui interno sono state riscontrate violazioni per mancata formazione e visite mediche omesse. Sanzionata per 3.600 euro anche un'azienda agricola di Sedegliano al cui interno è stato trovato un lavoratore in nero. Multe per 28.000 euro infine per una tappezzeria di San Giovanni al Natisone sospesa per numerose violazioni in materia di sicurezza. Sbalzato dalla propria bici dopo essersi scontrato con un'auto, un uomo di circa 30 anni versa in gravi condizioni. L'incidente è accaduto nella prima serata di ieri tra Flambro di Talmassons e Framluzzo di Rivignano di Teor, lungo la ex strada provinciale 7. L'uomo è stato stabilizzato sul posto dal personale medico e poi trasportato in ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni. Sulle cause del sinistro faranno luce le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Ed è fuori pericolo la ragazza di 19 anni trovata lo scorso 3 dicembre in arresto cardiaco a seguito di un'overdose. La giovane fu soccorsa in un appartamento di Trieste, nel rione di Poggi, in condizioni disperate, tanto che per tenerla in vita furono necessari ben 47 minuti di rianimazione in strada. Un salvataggio drammatico e difficile, come raccontato dalla stessa azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, che con una nota ha fatto sapere che la paziente è finalmente in netta fase di miglioramento. L'intervento, ha sottolineato Asugi, ha dimostrato le grandi capacità del personale sanitario del 118 e di rianimazione, a dimostrazione di una ormai consolidata collaborazione integrata intra ed extra ospedaliera che garantisce un livello di assistenza specialistica di altissimo livello. Ed è stato fortunatamente domato in breve tempo. L'incendio divampato questa mattina in un'area della cartiera di San Giovanni di Duino. L'allarme è scattato poco dopo le 8:30 quando alcune fiamme scaturite da un macchinario hanno iniziato a danneggiare anche il tetto dello stabilimento industriale. Temendo il peggio, sul posto si sono precipitate diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Upicina, Monfalcone e dal comando di Trieste. Appena entrati nell'edificio, i pompieri hanno iniziato le fasi di estinzione del rogo e la messa in sicurezza dell'area coinvolta dall'incendio. Fortunatamente non si segnalano feriti né intossicati. Coinvolta inoltre la squadra nucleare biologico-chimico radiologo del comando Giuliano per le valutazioni della salubrità dell'aria. Un guasto alla stazione ferroviaria di Cervignano questa mattina ha causato ritardi negli orari previsti per i treni regionali fino a poco più di un'ora. Il problema si è verificato alle 7 generando rallentamenti lungo la linea Venezia-Trieste. È stato risolto circa un'ora dopo e progressivamente il traffico è tornato regolare. Cambiamo pagina. L'Unicef di Pordenone ha una nuova sede in centro città messa a disposizione dall'amministrazione comunale, un luogo che può diventare punto di riferimento per molte famiglie. Una nuova casa per l'Unicef di Pordenone che ora trova sede negli ex spazi della provincia in Corso Garibaldi, un trasferimento agevolato dal Comune in collaborazione con il sodalizio che aiuta i bambini e che è sempre impegnato nella realizzazione delle pigotte, le bambole simbolo della solidarietà. L'Unicef di Pordenone attendeva da tempo una sede definitiva. Il Comune, per effetto dei tanti lavori che sta svolgendo negli edifici pubblici, ha dovuto sfrattarli, per così dire, e trovargli una sede temporanea. Oggi invece trovano un luogo che è casa dell'Unicef in centro città per consentire di svolgere ancora meglio le attività nobilissime che caratterizzano l'Unicef. Un punto di riferimento anche per le famiglie pordenonesi. Prima avevamo delle sedi alquanto prestigiose, però non così visibili.
L'importante per noi è proprio perché qui possiamo diffondere veramente, far conoscere l'attività dell'UNICEF. Abbiamo uno spazio per accogliere le persone, abbiamo il Baby Pit Stop, che è un servizio importantissimo a favore delle mamme, affinché possano crescere, allattare i bambini nella maniera proprio più serena. E ammonta a circa 10.000 euro la raccolta fondi svoltasi durante la terza edizione di Telethon Cormons, la corsa benefica che domenica ha riempito le strade della città collinare. Un evento da quasi 1.000 partecipanti tra gara contro il cronometro e camminata non competitiva, per complessivi 10.000 euro circa raccolti. Sono i numeri più che soddisfacenti della terza edizione di Telethon Cormons, manifestazione benefica che domenica con la sua 12 ore ha richiamato l'attenzione sulla ricerca contro le malattie rare nella cittadina del Coglio. L'evento si è svolto su un circuito di circa 1 chilometro che abbracciava il centro storico cormonese. Tra i partecipanti anche una sessantina di bambini, accompagnati da genitori insegnanti, della scuola primaria Feltre. Sono stati circa 250 i corridori che hanno sfidato il cronometro, mentre la restante parte degli iscritti ha preso parte alla camminata non competitiva. Il mix tra la competitiva, tra virgolette competitiva vuol dire che è cronometrata e la gente normale che può venire qua e iscriversi al momento è un mix molto valido, porta gente, porta molte offerte, quindi noi speriamo di recuperare quel gap che c'è con quel periodo un po' infausto adesso della crisi e tutto, e di riuscire a recuperare abbastanza fondi come lo scorso anno. Torniamo adesso nel capoluogo friulano perché a Udine si levano le transenne e le assi in legno che da 2 anni ostacolavano il passaggio pedonale lungo Viale della Vittoria. Sono infatti quasi giunti al termine i lavori di ripristino, consolidamento e messa in sicurezza dell'imponente cinta muraria lunga 25 metri con torretta Belvedere posizionata attorno all'educandato statale Uccellis e alla chiesa di Santa Chiara. A 24 mesi dal crollo avvenuto la notte del 9 dicembre 2020, il perimetro in pietra è stato ripristinato e messo in sicurezza utilizzando la tecnica dell'anastilosi, ovvero seguendo il cosiddetto restauro del dov'era com'era, molto noto in Friuli per via della ricostruzione post-sisma. Il manufatto era in parte crollato a causa delle infiltrazioni d'acqua piovana che lo avevano danneggiato in più punti. Proprio per evitare ulteriori pericoli a cose e persone, la Regione, in accordo con il Comune di Udine, l'ente di decentramento e l'ufficio scolastico regionale, decise di finanziare l'opera di restauro con un finanziamento regionale di 720.000 euro. L'intervento, iniziato lo scorso 26 maggio, dovrebbe concludersi definitivamente, tempo permettendo, lunedì prossimo. Ed è stato presentato a Trieste il calendario dell'Esercito 2023 dedicato al passaggio dall'armistizio alla riscossa con la vittoria a Montelugo. Dalla caduta alla riscossa a testa alta, e questo è il nome del calendario dell'Esercito 2023 che celebra l'80° anniversario dall'8 settembre del 43, uno dei momenti più tragici della storia italiana, la morte della patria come venne definita, e la capacità dell'Esercito di risollevarsi, riorganizzarsi e tornare a combattere per vincere e liberare il paese. Da quella forza morale trae origine a testa alta, un viaggio nella storia presentata oggi dal colonnello Francesco Maffei, comandante generale del Friuli Venezia Giulia, dal professor Stefano Pilotto e dal giornalista Pierpaolo Garofalo, che hanno ripercorso la storia di quei 3 mesi passati dall'armistizio, che sembrava la fine di tutto, alla vittoria di Montelungo. Il calendario si può acquistare nei punti vendita delle aggiunti o dal sito dell'Esercito. Il ricavato per la vendita verrà devoluto all'Opera Nazionale di Assistenza per gli orfani ed i militari di carriera dell'Esercito, che segue 500 ragazzi. Si avvicina il Natale ed è tempo di presepi. Sono animate da un unico motore. Le 450 statuine che compongono il presepe esposto dal 18 dicembre al 22 gennaio nella chiesetta di Santa Domenica di Ronchi dei Legionari. Il presepio in movimento è realizzato da un appassionato Corrado Gon che nel 1978, allora dodicenne, ha cominciato a ideare l'opera messa in mostra per la prima volta nel 1980. L'autore cura ogni particolare per rendere l'insieme il più reale possibile attraverso la naturalezza dei movimenti, dei colori delle vesti, il tutto illuminato da una luce pallida e antica. Il presepe, che ogni anno si arricchisce di nuovi movimenti, è una riproduzione fedele della Palestina all'epoca di Gesù,
con tanto di mura che racchiudono le città di Betlemme e di Gerusalemme, in lontananza il centro di Nazareth, le botteghe artigiane e i mestieri ormai estinti, con al centro sempre in piena luce la grotta della Natività. L'opera ha ottenuto diversi riconoscimenti proprio per la sua originalità, tant'è che l'autore ha partecipato a diverse mostre e ha contribuito alla realizzazione di altri presepi sia in Italia che all'estero. Ed era questa l'ultima notizia di questo telegiornale. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento a tra poco con gli approfondimenti di A Voi la Linea. A presto.